Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questo appuntamento che precede il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Alessandra Stefani, che è la presidente di APD Miramar, e ringrazio per essere tornata nei nostri studi. Grazie a voi dell'invito. APD Miramar co-organizza assieme a Trieste Atletica la Trieste Spring Run e siamo veramente... Ci siamo perché è stata preceduta la scorsa settimana a Muggia. Dalla Moia Longa a Muggia, con i primi eventi che hanno aperto questo calendario di 10 giorni di manifestazioni all'interno della provincia di Trieste, eventi clou che saranno domenica, vedranno più di 10.000 partecipanti su 3 gare. Allora, c'è stata poi anche giovedì, se non vado errato, sì, giovedì, la Young, che è la manifestazione... 1.500 bambini delle scuole di Trieste, uno spettacolo unico e indescrivibile. E devo dire, logicamente noi non facciamo vedere certe immagini per tutta una serie di ragioni, però ho apprezzato moltissimo anche il riguardo che l'organizzazione ha avuto anche nei confronti dei bambini un po' svantaggiati, quindi c'è stata l'inclusività. un'inclusività. Tutti i nostri eventi non vogliono solo insegnare a praticare lo sport, perché lo sport fa bene fisicamente al corpo, però vogliamo insegnare che c'è un'inclusività da parte di ognuno, che ognuno può partecipare, ognuno può praticare lo sport, ognuno può stare in compagnia e avere dei valori sani che devono essere trasmessi a tutti. Quindi uno dei nostri temi fondamentali è proprio l'inclusività e lo sport adatto a tutti. Allora, facciamo adesso un attimo come diceva l'ex assessore Lo Bianco, facciamo il punto nave, nel senso che domani le gare, adesso noi vedremo delle immagini che si riferiscono a passate edizioni della Spring Run, mi viene a dire, chissà perché mi viene a dire Run, ma è della Spring Run. Una delle particolarità è che quest'anno ci sono le partenze in città, quantomeno per la... C'è un percorso cittadino, esatto. Allora, quest'anno, per un grande ritorno della maratona che mancava ormai da 10 anni, c'è un percorso che vuole far apprezzare ai tanti turisti che vengono e si iscrivono ogni anno per partecipare alle nostre gare, far apprezzare quello che è la città di Trieste, quindi non solo la strada costiera, non solo il nostro splendido mare e il nostro splendido Carso con le scogliere, ma anche la città stessa. Pertanto ci sarà la partenza della maratona da Piazza Unità, si percorrerà un breve percorso per le vie del Borgo Teresiano, tutte le chiusure stradali ovviamente sono ben indicate poi ne parleremo anche nei telegiornali. Si va poi verso Barcola e verso la strada costiera, Giro di Boa Sistiana, dove ci sarà la partenza della 21, quindi una 21 che non parte più da Duino ma parte dal centro di Sistiana, per percorrere poi tutti assieme 21 e 42, di nuovo la strada costiera, il lungomare di Barcola e nuovamente il percorso cittadino, per dare la possibilità anche a chi partecipa alla mezza maratona di vedere quello che in questo momento qua, in questa edizione, il Borgo Teresiano può offrire. Gli arrivi di tutte le gare, Family compresa, che è quella per le famiglie, sarà chiaramente in Piazza Unità, perché non può mancare la nostra splendida piazza. Family, che sarebbe la Bavisela, i 30 anni della Bavisela, quest'anno 30ª edizione sia per la Bavisela che per la mezza maratona, quindi un grande compleanno che festeggiamo appunto con dei numeri importantissimi di partecipazione su tutti gli eventi e con questo grande ritorno della maratona. Allora, la Spring Run da quanto tempo invece esiste? Cioè, nell'arco degli anni ci sono state delle modifiche di nomi, più o meno questo Spring Run sarà una decina d'anni. Sì. Ok, e è molto importante anche, questo l'ho saputo da altre fonti, non rivelo niente di segreto, è molto importante anche una fidelizzazione per quanto riguarda le date, cioè... La prima domenica di maggio, ormai da 30 anni a questa parte, si parla di Bavisela, quindi 7 km, e si parla di una mezza maratona della città di Trieste. Perché questo è importante, Presidente? Perché c'è tutta una, come si dice, diciamo così, popolazione di corridori... Perché il runner sa, esatto, il runner sa di anno in anno dove deve andare. Quindi un runner ora sa già il prossimo anno le gare che fa, sa già il periodo in cui quella determinata gara si svolge e quindi prepara i suoi allenamenti
in base alla stagione, in base al percorso, in base a dove vuole andare. Quindi di anno in anno ci sono già i calendari pieni per il runner stesso, non solo per noi come organizzazione. Ecco, organizzare una kermesse come questa, intanto quante persone coinvolge? Tante, tante. Non c'è solo un lavoro di quello che si vede, ma c'è tutto un lavoro alle spalle che occupa comunque un anno intero di persone che dedicano corpo, cuore, anima e ci vivono praticamente in questo evento qua, quindi si parla anche di centinaia di persone, 200 coinvolte persone. in un modo o nell'altro. Esatto, esatto. Solo domani ci saranno più di 200 volontari lungo tutto il percorso e parliamo solo di volontari che sono sul percorso e che quindi la gente potrà vedere. Ci sono 50-100 volontari che sono alle spalle e che nessuno vede, ci sono le segreterie, quindi tutta una macchina. Sulle 300 persone, dai, Sì, tra una roba e sì. l'altra. Qual è, per chi organizza, la parte più complicata dell'organizzazione di un evento come questo? Oppure è anche vero che dopo tanti anni... Far felici le persone. Come? Far felici le persone. Ah, okay. Lo scopo principale è che diventi la maratona, la mezza maratona o l'esperienza della Family o della Young stessa, quindi tutti i partecipanti delle nostre gare devono avere il divertimento, devono avere il sorriso, devono essere felici ad essere parte di un evento che devono sentir loro. Quindi il trasmettere questa voglia di essere parte dell'evento è la cosa più difficile che c'è. Mi sono dimenticato prima, perché l'ho inserita in un altro discorso, la Family, vale a dire la Bavisela, parte dal castello di Miramare, dal bivio di Miramare, là, quindi insomma, quella esatto, è l'appuntamento. sempre una zona turistica che è un simbolo di Trieste. Alle 10 anche. Alle 10, esatto. Questo significa che chi dovesse arrivarvi, come quando è ci il sono caso le che navette organizzate dall'organizzazione, sia per quanto riguarda la mezza maratona, con delle navette che partono dalla stazione centrale tra le 6:30 e le 7:30 di mattina, sia per quanto riguarda la Bavisela Family Run, con sia delle navette che dei treni, quindi portiamo tutti quanti noi alla partenza. Dei treni? Dove? Ah, ci sono anche i Miramare. treni, sì, è aperta la stazione di Miramare appositamente per la manifestazione. Così uno vede anche quindi... questo gioiellino di architettura, perché è splendida, sì, sta là, è magnifica, ed è bellissima, quindi, ed è anche, ne discutevamo anche nei giorni scorsi, voglio dire, è un appuntamento a metà, forse sbaglio anche perché bisognerebbe vedere quale metà uno poi va a privilegiare, però è un appuntamento agonistico, perché è senz'altro un appuntamento agonistico e anche di spessore, perché il ritorno della maratona lo sottolinea una volta di più. Però è anche un appuntamento, come potremmo chiamarlo, anche turistico per certi aspetti, oltre che cittadino, perché è ovvio che, appunto, come diceva lei, correndo, girando, eccetera, uno ha modo Nella scorsa edizione le nazioni presenti erano più di 60. Quest'anno non abbiamo ancora i dati ufficiali ovviamente, però ci sono da tutte le parti d'Europa e non solo, abbiamo tantissimi d'altroceano, sia dall'America che dall'Asia. Qualcuno purtroppo ha avuto problemi con i voli, quindi viste le situazioni che ci sono, esatto, e quindi è un appuntamento che a livello turistico si sta facendo notare sempre di più. Iscrizioni, le iscrizioni online mi pare che siano concluse? Sì, sono concluse le iscrizioni, okay. Una 21, quindi una mezza maratona che è sold out già da 2 settimane, iscrizioni invece ancora aperte in Expo in Piazza Unità, fino a questa sera alle 20, sia per la maratona che per la Bavisela Family Run. Domani mattina non è possibile? Domani mattina non è possibile iscriversi. Okay, anche perché qualcuno potrebbe dire, beh vabbè, ma in altre gare è possibile anche la mattina, con i numeri che ci sono, no, dovete sono numeri anche talmente gestire... tanti, esatto. Okay. Non è cosa da poco in un'iniziativa come questa anche poi i punti di ristoro durante il percorso, soprattutto per la maratona e per la 21. Quelli anche là, organizzarli non è semplicissimo, no? No, non è semplice, anche perché comunque devi cercare di fornire al runner tutto ciò che serve dal punto di vista fisico perché lui possa andare avanti, acqua, sali minerali, integrazione, la frutta, gli zuccheri, quindi ognuno ha bisogno di qualcosa di particolare, devi cercare di assecondare le necessità di tutti. Non è sempre facile,
si cerca di fare il possibile, si cerca di migliorare sempre di anno in anno. Questi vengono dislocati lungo il percorso, no? Esatto. Secondo un criterio... Secondo un regolamento nazionale della federazione, c'è un regolamento nazionale che prevede i ristori ogni 5 chilometri. Ah, ok, ok. Con poi degli spugnaggi, quindi il regolamento viene rispettato ogni 5 km. Ogni 5 km ci sono le stazioni. Noi sulla maratona abbiamo addirittura uno in più, proprio perché c'è un percorso cittadino che può essere magari un pochino più particolare, pertanto c'è un ristoro in più al secondo chilometro per poi partire dal sesto in poi con i ristori ogni 5 km. Quindi... Noi corridori della domenica invece noi avevamo non i ristori, ma nei giri di Basovizza ci sono dei segnali che ti dicono sei a 1 chilometro, 2 chilometri sugli alberi. Esatto. E così sarà anche comunque in strada dove ci saranno i chilometraggi segnati. Allora, penso che abbiamo detto più o meno tutto. Dobbiamo ricordare appunto come, lo chiedo sempre, ma soprattutto per chi va per parteciparvi, per divertirsi, eccetera. Tocchiamo ferro, tutto quel che c'è da toccare, mi sembra che domani il tempo si annuncia tutto sommato... L'abbiamo prenotato. Avete fatto richiesta? Sì, abbiamo fatto la richiesta. Ok, quindi si annuncia anche una giornata di tempo ideale, credo, per questo tipo di cose. Ciò non di meno, proprio per chi ci va magari per la prima volta, insomma, no? Come è il caso che vada vestito? Se vuole anche, non soltanto passeggiare, ma correre un pochettino. Leggero. Perché fa caldo. Fa caldo e soprattutto idratarsi tanto. Quindi mi raccomando, farà caldo, perciò acqua. Portarsi tutto. Ci saranno chiaramente, c'è l'acqua ai ristori, però ricordarsi certo, che... perché i ristori sono disponibili anche per chi fa la family, insomma. Esatto. Però ricordarsi che fa caldo in questo periodo particolare dell'anno, le temperature iniziano ad alzarsi, perciò... Quindi, sì. Poi si corre di mattina, quindi è possibile il sole. C'è il sole, quindi... E non esagerate con la colazione eccetera, o se no regolatevi a seconda di quelle che sono le vostre caratteristiche. Necessità, uno sa quello che mangia e quello che può mangiare. Ogni persona è diversa, ogni atleta è diverso. Ricordatevi però, se approfittate del ristoro, di non fare come me quando ho fatto la 24 per un'ora, che mi sono fermato per bere, perché si beve correndo, al volo, insomma, fa figo, per dire la verità. Io invece, da perfetto inglese, come mi hanno offerto del tè, mi sono fermato e ho perso la possibilità di far sotto i 4 minuti al chilometro, ed è una roba che mi rimarrà probabilmente fino alla prossima edizione. Devi tornare a correre. Questa la vedo piuttosto complicata. Allora, c'è poi una volta finito, c'è poi una sorta di festa, eccetera? Sì, ci troviamo tutti quanti, avete tutti i dettagli ovviamente sul nostro sito, però è chiaro che un trentennale da... Ah già, certo, è vero, c'è anche questa... Esatto, si inizia con Piazza Unità per poi spostarsi verso Barcola, però vi aspettiamo tutti quanti in Piazza Unità per tutti i traguardi. Quindi questa è veramente una delle, è l'edizione importante, quindi insomma partecipate in tutta tranquillità e anche con l'idea di divertirvi, ove non foste degli agonisti, nel qual caso insomma avete anche, poi saranno anche... Ma divertirsi è sempre l'importante, anche per gli agonisti. Pieno di, come si chiama, di amatori che sono i peggiori, si prendono i tempi, e quelle robe là, gli amatori sono i più competitivi. Sono i più competitivi, sono quelli per certi aspetti anche più fastidiosi. Ma insomma, allora, io ringrazio Alessandra Stefani, che è la presidente di APD Miramar, che organizza la Trieste Spring Run assieme a Trieste Atletica. Buon lavoro per domani, penso che possa andare come elemento apotropaico. Ricordatevi anche, poi lo diremo anche nel corso del telegiornale, sia adesso che alla sera, che ci saranno delle limitazioni temporanee al traffico, proprio per consentire che tutto si svolga in tranquillità e in scioltezza. Ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Ancora grazie e buon lavoro. Grazie a voi.
Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la politica, perché i consiglieri della quinta circoscrizione del centrodestra presenteranno una mozione per chiedere la censura della Presidente del Parlamentino Michela Novel di Adesso Trieste per alcuni suoi post comparsi sui social e più in generale per la gestione dei lavori giudicata carente. Negli ultimi mesi, soprattutto la Presidente che sui social si presentava come Presidente della quinta circoscrizione Michela Novel, quindi si attribuiva un ruolo istituzionale, giustamente, ha condiviso dei post che hanno messo assolutamente il punto su un discorso quasi estremistico. Prese di posizione giudicate inammissibili su temi sensibili quali foibe, giorno del ricordo, referendum della giustizia e da ultimo gli spari a Roma del 25 aprile. E bufera sulla Presidente della quinta circoscrizione Michela Novel di Adesso Trieste, che i consiglieri dei partiti di centrodestra intendono censurare attraverso una mozione da presentare in Consiglio. Pietra dello scandalo alcuni post della Presidente sul suo profilo Facebook. Ha condiviso dei post antisemiti contro il giorno del ricordo, definendolo la strumentalizzazione sulle foibe della parte del centrodestra e il giorno del ricordo come quasi una vendetta, mettendolo anche tra l'altro vicino al giorno della memoria del 27 gennaio. Ha condiviso un post dove paragonava i fautori del sì alla riforma sulla giustizia come dei plotoni di esecuzione mafiosi. Fin qui i temi più politici, ma le critiche sulle quali si sono trovati d'accordo tutti i consiglieri di centrodestra si allargano alla gestione dei lavori del Parlamentino da parte della Presidente. La nostra circoscrizione è la più popolosa, ha circa 50.000 abitanti, per capirci molti di più della città di Gorizia, pari alla città di Pordenone, quindi una piccola città nella città. È una gestione del Consiglio che non ci piace già dall'inizio, ma che sta un po' anche degenerando, quindi crediamo ci sia la necessità di dare un segnale forte da questo punto di vista. Domani a Gemona alle 14 inizieranno le commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto che dilaniò il Friuli. Il nostro gruppo seguirà in diretta la Santa Messa celebrata dal Cardinale Zuppi. Intanto Monsignor Malnati ricorda l'afflato di solidarietà che in quei giorni partì immediatamente dalla nostra città. Domani a Reti Unificate Media Nord-Est seguirà in diretta a partire dalle 14 la commemorazione dei 50 anni del terremoto del Friuli, che avrà il culmine nella Santa Messa celebrata dal Presidente della CEI, Cardinale Matteo Maria Zuppi, a Gemona. Momento più intimo e spirituale del programma commemorativo che culminerà mercoledì con la presenza in Friuli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. In questi giorni i ricordi e le testimonianze che rimandano a mezzo secolo fa si susseguono. Monsignor Ettore Malnati racconta così la decisione di partire subito per le zone colpite dal sisma immediatamente dopo la prima scossa. Verso le 5 siamo partiti con i giovani della FUCI avevo chiesto a Coccolin, signor Coccolin, che allora era l'amministratore apostolico, e mi ha detto va, e quindi siamo andati, e ricordo che lì poi verso 6 siamo andati lì come si chiama, all'arcivescovado di Udine, e ci hanno indicato 2 punti o su a Tarcento o verso Nimis. Siamo arrivati a vedere il disastro di queste case distrutte, le persone in strada, il terrore. Don Ettore tiene a sottolineare un aspetto particolare di quei giorni e dei mesi successivi, la gara di solidarietà partita dalla nostra città. Abbiamo poi coinvolto anche i cassa integrati della Vetrobel, che sono venuti su con noi, e il comandante di Via Rossetti ci ha offerto poi una grande tenda e la cucina da campo e anche una jeep con conducente. Cioè c'è stata da parte di Trieste una grandissima generosità. Una solidarietà che col passare del tempo divenne sempre più concreta. In giro di 6 mesi più di 1800 persone di Trieste sono venuti, tra artigiani, tra
di tutto, muratori, studenti, anche medici, Camerini gli aveva dato l'opportunità di un piccolo ospedale da campo. Una tragedia immane, sottolinea Don Malnati, da cui scaturì anche un germe di fratellanza che egli ancora adesso ricorda con commozione. Abbiamo trovato la popolazione del Friuli, eccoci, popolazione provata, ma anche poi che si è lasciata coinvolgere, e abbiamo creato veramente, si dice così oggi, non solo un gemellaggio, ma una vera fraternità. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Dovremmo essere appunto in compagnia del vice ispettore Lorenzo Catanzaro. Buongiorno. Sì, salve dottor Bosazzi, buongiorno a lei e a tutte le persone che sono in ascolto. Per quel che riguarda la giornata di oggi, la mattinata è stata comunque un po' movimentata. Abbiamo avuto intanto una perdita copiosa d'olio da parte di un bus della Trieste Trasporti nella mattinata, si è verificata a Rione di Catinara dove c'era l'ex Zazzaron ed è proseguita fino a Altura, e fino a poco tempo fa siamo stati impegnati anche con le squadre di pulizia, con le nostre pattuglie per la bonifica del manto stradale. Poi abbiamo rilevato un incidente in via dell'Istria 15, un investimento di un pedone da parte di un autoveicolo, non so dirle l'entità, comunque so che era una persona anziana l'investito, quindi speriamo bene insomma per la persona investita. E adesso abbiamo notizia in via dei Gravisi, intersezione via Costalunga, di una caduta autonoma di un motociclo, e di questo le pattuglie nostre saranno a breve sul posto. Le direi, per quel che riguarda la giornata di oggi, allora abbiamo da mezzogiorno sono iniziati gli sgomberi per l'area destinata alle navi da crociera in Rivassauro e Mandracchio, per cui per quel che riguarda le soste, attenzione, non tentare di sostare nel sito. Continua la chiusura del giardino pubblico di via Giulia fino al giorno 4 del 5 per le attività di deratizzazione che sono state messe in atto, e abbiamo la chiusura della Galleria del Carso in direzione Trieste, che parte appunto da lunedì 4 e durerà fino al giorno 28. Parliamo per domani, per il discorso della Spring Run ex Bavisela, le chiusure della città, possiamo dire a grandi linee che riguarderanno la strada costiera, il viale Miramare, le rive e il centro città, più o meno nel quadrato che comprende via Val di Rivo, via Retimbriani, via Mazzini e le rive, oltre all'abitato di Santa Croce. Questo sarà nell'orario delle 6 alle 17, comunque fino a cessate esigenze e necessità. E in queste zone ci sono già validi dalla mezzanotte, dalla prossima mezzanotte, i divieti temporanei. Possiamo dire, per il transito dei veicoli che ne avranno necessità, sarà comunque aperto la direttrice da Largo Roiano fino alla via Milano, anche per permettere al traffico in entrata e in uscita di transitare, di portarsi fuori dal campo della gara. Altre cose al momento non avrei da dire, forse l'unica cosa: ancora lunedì ci saranno dei divieti di soste temporanei per il rifacimento della segnaletica stradale, già validi dalle 8 in viale Sanzio, dal civico 11 all'intersezione con la via Donatello, e poi in via De Jenner all'intersezione con via del Carpinetto. Okay. Qui io avrei chiuso le notizie che ho per oggi, le ripasserei la linea. Grazie ispettore Catanzaro, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro a voi, buona giornata, salve. Allora, c'è un nuovo capitolo nell'affaire pallacanestro Trieste. Oltre che su Roma, il presidente Paul Matjašić potrebbe tentare di trasferire il titolo sportivo anche su Milano, puntando sul fondo Red Bird che gestisce il Milan. Potrebbe passare anche attraverso Milano il possibile smarcarsi da parte di Paul Matjašić dalla nostra città. Come noto, il presidente della pallacanestro Trieste mira a trasferire il titolo sportivo altrove. Ora, secondo quanto riferisce il Piccolo,
Oltre che su Roma, Matjasic starebbe giocando anche sulla sponda di Milano attraverso una serie di contatti con Gerry Cardinale, cui fa riferimento il fondo Redbird e che è già radicato nel capoluogo lombardo attraverso il Milan. Soprattutto sarebbe la visione sportiva di Cardinale, puramente all'americana, che potrebbe aver interessato Matjasic: intrattenimento, stadio di proprietà o gestione diretta e sinergia fra brand. Una squadra di pallacanestro legata a doppio filo con il mondo rossonero creerebbe un polo sportivo senza precedenti nel nostro paese. Sembrerebbe che Matjasic abbia avanzato la domanda per Roma, ma potrebbe essere che giochi su più fronti, ed assicurarsi Roma, qualora l'ipotesi Milano dovesse sfumare, gli servirebbe per non restare col cerino in mano. Avanzando l'ipotesi Roma avrebbe più forza proprio nei confronti di Milano. Si capirà tutto la prossima settimana, quando Matjasic dovrà scoprire le carte e Trieste starà quindi col fiato sospeso. Inaugurata la stagione balneare a Grado lo scorso anno, numeri da record. Per quest'estate l'Isola del Sole registra un più 25% di prenotazioni online già fin da adesso. Partiamo da numeri molto positivi, con 11 milioni di visitatori l'ultima stagione. Numeri da record mai raggiunti prima dalla regione, quelli registrati lo scorso anno a Grado, dati illustrati durante l'inaugurazione della nuova stagione balneare dell'Isola del Sole, che incassa già un più 25% di prenotazioni online. Dunque anche per questa estate le prospettive sembrano ottime. La crescita delle visite non solo a Grado ma anche in altre località del Friuli Venezia Giulia vanno lette anche a fronte di un aumento dei passeggeri tramite lo scalo aeroportuale. Dove ricordo stiamo arrivati, stiamo sfiorando il 1.700.000 passeggeri, partivamo quando siamo arrivati da 700.000 passeggeri, quindi più che raddoppiato, e sicuramente questo porta molti visitatori nella nostra regione. Questa stagione ci auguriamo ovviamente possa essere positiva, viviamo ovviamente nell'incertezza della situazione internazionale che condizionerà sicuramente, e ho paura, la parte aereo, quindi chi si muove attraverso quel mezzo. Sicuramente dall'altro lato però penso condizionerà le persone a stare più vicini, quindi tutto quel turismo di prossimità o dai paesi limitrofi potrebbe essere rafforzato. Nel corso della cerimonia, dopo la benedizione dell'arciprete Monsignor Paolo Nutarelli e l'intervento del sindaco Giuseppe Corbatto, il presidente della GIT Roberto Marin, oltre all'aumento delle prenotazioni online, ha reso nota la riconferma di 1.200 abbonati e evidenziato gli investimenti realizzati sulle strutture con 1.200 ombrelloni e 3.000 lettini in più, 2 nuovi settori e un rafforzamento delle attività di animazione. Nei giorni scorsi è stata presentata la doppia versione di Romeo e Giulietta, che andrà in scena al Teatro Verdi, prima con l'opera di Charles Gounod, poi per quanto riguarda la prosa con la tragedia di William Shakespeare. Il direttore artistico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, dirigerà entrambi gli spettacoli, che avranno caratteristiche differenti, anche se potranno contare sulla medesima scenografia. Si tratta di un esperimento abbastanza nuovo. Dovremmo poter vedere adesso il servizio che riguarda proprio la presentazione. L'8 di maggio debutta la lirica, il 9 debutta la prosa. Trieste durante la Prima Guerra Mondiale e i Balcani negli anni 90 del secolo scorso. Sono le ambientazioni che Paolo Valerio ha immaginato per Romeo e Giulietta, i 2 spettacoli che andranno in scena entrambi al Verdi, in lirica e prosa, e che sono stati presentati ieri. Esempio raro di collaborazione fra 2 realtà importanti, le cui recite sullo stesso palcoscenico con la medesima scenografia si alterneranno dall'8 al 18 maggio, l'operazione vedrà il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in cabina di regia per 2 spettacoli che comunque si annunciano differenti. Più romantica l'opera, favorita dalla musica di Charles Gounod, più duro il dramma shakespeariano. Questa per me è una meravigliosa opportunità ed è un modo davvero unico e straordinario per lavorare insieme su un progetto comune, così anche particolare, così ardito. Volevamo, come dire, rappresentare anche qualche novità nella proposta artistica, diciamo, mettendo in relazione generi o capolavori diversi, quindi un contenuto aggiuntivo rispetto alla solita proposta del repertorio.
Volendo utilizzare una terminologia certamente non adatta alla storia più che mai contemporanea, è la seconda volta in questa stagione che il Verdi in un modo o nell'altro dà vita ad un combo. I primi due spettacoli in cartellone essendo stati Il Barbiere di Siviglia e Il Matrimonio di Figaro. Qui la sfida è differente ma di certo assai intrigante e sarà curioso conoscere come il pubblico si avvicinerà ad un'opportunità certamente ardita ma che forse stava là e non aspettava altro che di essere messa in scena. È stata una proposta che il Teatro Stabile che Rossetti ha fatto alla Fondazione Verdi e abbiamo trovato subito delle porte aperte, immediata disponibilità proprio per quello che questo progetto può rappresentare per i due teatri, per il territorio e così a dimostrazione che quando le migliori forze si mettono insieme riescono a raggiungere grandi traguardi. Ma la cosa più forte è vedere poi come questi cast per certi versi si intrecciano. Mi piace anche vedere come i cantanti curiosano le prove della prosa e viceversa, perché tutti i personaggi hanno un doppio e in qualche maniera imparano anche o scrutano l'altro doppio dell'altra opera. È tutto, ci vediamo alle 19:30 con l'edizione serale, buon proseguimento a tutti e a più tardi.